Raffaele Padrone, vice segretario nazionale FSP Polizia di Stato. Il tema è quello del Green Pass, ma anche chiaramente quanto concerne l'obbligatorietà nelle mense aziendali. Ne abbiamo parlato lunedì ospitando un suo collega che ha protestato di fronte al commissariato di Gorizia. Qual è la sua posizione? La posizione quella dell'FSP, chiaramente il collega partecipava e partecipa con noi in una confederazione, quindi vi ha un po' forse dato le indicazioni specifiche per quanto riguardava la Gorizia. Da Gorizia, diciamo, nasce la prima movimentazione di questa manifestazione contro questo decreto ministeriale che impone come vuole la legge che ha imposto il Green Pass in ristoranti, bar, quello che sono i posti chiusi, ovviamente anche per la Polizia di Stato, ma non solo per la Polizia di Stato, ma per le forze dell'ordine e anche per l'Esercito, e che autorizza a sedersi a mensa solamente se sei vaccinato e quindi se hai questo Green Pass. Noi abbiamo immediatamente scritto al Ministro la stessa giornata, quindi l'altro giorno, uscita questa ministeriale, arrivata per il capo della Polizia, quindi con una circolare ai questori, abbiamo interessato i questori della nostra regione. A Udine c'è stato un incontro ieri con la federazione, a Trieste è il posto che ha maggiormente una preoccupazione. Perché? Perché lì c'è la scuola e al di là dei dipendenti, della settantina di dipendenti che lavorano costantemente all'interno dell'istituto, fra meno di 5 giorni arriveranno 230 allievi e sarà un vero problema. Quindi col direttore abbiamo anche lì preso degli accordi per poter garantire il pasto caldo ai colleghi e agli agenti allievi che arriveranno, ripeto, già dal 23. Per quanto riguarda Gorizia, ve ne ha parlato il collega, è successo che all'interno praticamente della piccola caserma si sono verificate, perché la circolare è arrivata con effetto immediato, non ha dato tempo ai questori di organizzare se non al meglio la possibilità di non ricevere, come si legge in alcuni comunicati, il sacchetto. Non siamo tornati agli anni 80, però voglio dire, garantire prontamente il pasto caldo a tutti i colleghi. Quindi diciamo che sono stati presi anche alla sprovvista i questori, perché ovviamente l'effetto era immediato nel momento che è arrivata la circolare. Quando arriverà però la stagione più fredda. È questo, adesso è questo, ma perché la protesta, poi vi dico perché la protesta. Poi Pordenone non ha questa, tra tutte le sfortune che c'ha Pordenone, non ha quella di avere la mensa all'interno, se vogliamo così chiamarla sfortuna, all'interno della struttura, quindi noi siamo abituati ad uscire, andare al ristorante con il buono pasto, e quindi come tante aziende private che utilizzano questa situazione. Ma spieghiamo perché la protesta delle forze dell'ordine e dei militari. Perché è una cosa assurda, scusate. Allora, qua noi non sindacalizziamo per chi vuole vaccinarsi, non vuole vaccinarsi, ma essendo in questo Stato ancora libera scelta se farlo o non farlo, non è obbligatorio, non lo sarà obbligatorio. È chiaro che in questa maniera ci stanno dando, soprattutto a noi, ci stanno dando una mazzata sulla schiena perché ci impongono questo vaccino, ma essendo liberi di decidere, sarebbe come dire torniamo veramente indietro di 30 anni, ma più di 30 anni. Quindi lei auspica anche delle soluzioni per chi decide di non vaccinarsi. Certo, e questa è la soluzione, perché ripeto, c'è la libertà e ci deve essere la libertà. Quello che dà fastidio alle forze dell'ordine qual è?
che io sto in macchina 8 ore con un collega che non è vaccinato, 8 ore, e poi per 20 minuti, mezz'ora, l'orario concesso per la consumazione dell'ordinario, non posso entrare in mensa Chiaro, con lui. chiaro, Questa chiaro. è l'assurdità, perché capisce, se lei va a mangiare con l'amico al ristorante non è la stessa cosa, se lui non ha il Green Pass dipende da lui, lei, voglio dire, fondamentalmente non c'è stato prima insieme, diverso se lei va con sua moglie che non è vaccinata e poi gli dicono che non può entrare al ristorante, e questa sarebbe un'altra assurdità. Ma lì, qua noi parliamo veramente di cose assurde. E io, guardi, le faccio l'esempio, allora il bar mi dica l'assurdità che se lei va al banco può non avere il Green Pass, se lei si siede deve avere il Green Pass. Comunque sono entrato nel locale. Poi non c'è l'obbligatorietà del titolare e neanche dei dipendenti, quindi quando io vado vaccinato e il dipendente non lo è, voglio dire che la sicurezza scende meno. Ma quello che voglio dire, ci sono dei locali, tipo i supermercati, dove il Green Pass non viene chiesto. E la gente dov'è? Si riversa nei supermercati. Allora lì in quella situazione cosa dovremmo fare? Quindi, Chiara la domanda. E poi succede che abbiamo i red party non autorizzati, dove la polizia e i carabinieri non possono più fare niente perché abbiamo migliaia di persone che si sono radunate. Stiamo assistendo in questi giorni, e fino al 22 e 23 ci sarà in Toscana questo grande red party, e la polizia è inerte perché non può fare uno sgombero, perché ci vorrebbero migliaia di poliziotti che in Italia non ci sono. Tante questioni, ma ne parleremo anche tra poco, perché abbiamo insomma anche un importante esponente, Luciano Clarizia, insomma, che ci aiuterà anche in questo senso anche a tracciare un po' il quadro della situazione. Grazie a Raffaele Padrone per essere stato in nostra compagnia. Grave infortunio sul lavoro a Monfalcone nel pomeriggio di ieri, un uomo di 35 anni è precipitato ed è rimasto gravemente ferito.